costruiamo dalla metà campo in su. Quindi ok, interpretiamo bene l'avversario. Fatevi l'ultima corsetta, dai, così. Dai raga, amore per il calcio, semplicità. Buonasera a tutti, bentornati sul canale del calcio del Calciotto. E siamo questa sera qui presenti con Novak Andrea e Gianluca Formaggio. Buonasera a tutti ragazzi, siamo qui a vedere la 18ª di campionato di Serie B Midnight Deportivo Grifo. Derby. E i derby sono sempre sentiti, sì, questo è un derby. Assolutamente. Comunque oggi abbiamo una line-up inedita, molto interessante, che vi illustreremo gara facendo, visto che non abbiamo ancora i soldi per pagare il nostro grafico per mettere le formazioni all'inizio. Esattamente, ma ci arriveremo anche con questo. La line-up è fondamentale e ci arriveremo. Attenzione, intanto vediamo. Fallo. Subito che hanno individuato chi menare. Esattamente, hanno indovinato giusto anche, Andre. Attenzione, qua la punizione di Pera può essere molto interessante. Ricordiamo che fa da cagare Pera nel calcio punizione. E invece giocatore cristallino, si può definire? Cristallino, sì, si può definire cristallino. Guarda, diamante quasi. Guardalo qua. Mamma mia. Guarda che questo è un gioiellino, Questo un gioiellino. Sì. Adesso vediamo come andrà a proseguire la partita. Te non c'eri tra l'altro in questa? No, assolutamente non so niente. Attenzione qui. Comunque terzo minuto, 1-0. Bene, direi. Bene. Siamo già tranquilli. Guarda qua come imposta sto mediano. Mamma mia, ma che palla filtrante, tiro. E Nike. Comunque sì, quel mediano mi piace parecchio, il mediano. Sembra, non so se avete presente. Mamma mia, intanto non so se avete presente i mediani, quelli vecchi a scuola, quelli che menano, scivolate, palloni recuperati. Ecco, è quel Walter giocatore, il 14, Walter Gargano, o anche Thomas Rincon, direi. Guarda qua, palla dentro e gol. Vabbè, Cisi Mafia per forza. Chi vuoi che faccia gol? Cisi. Andiamo Attenzione qua. al tiro. Gabri. Che tra l'altro Gabri, poverino, si è fatto anche male oggi. Speriamo che si riprenda. Guerriero Rottame sempre. Guerriero Rottame sempre Guerriero Rottame. 3-0 comunque. 3-0. I ragazzi stanno macinando. Siamo al 9° minuto del primo tempo. 3-0 per i ragazzi. Vediamo il replay intanto. Ah sì, questo è il gol del 4-0. E qui vorrei citare tra l'altro. Che bella scivolata intanto. L'ho appena detto comunque. Attenzione, che parata che ha fatto. Comunque vorrei citare il mister che ha detto: oggi sono venuto qua per imparare calcio. Non dico altro. Guarda Nike. Che ha sbagliato Nike. Sì, ha ragione Sandro. Gol sbagliati davanti alla porta, a 1 metro dalla porta. Questo dissing si poteva evitare. Mi sa che Sandro ci aveva visto lungo. Ci ha visto lungo. Comunque Nike è un fenomeno, rimane un fenomeno. Fortissimo. Colpa del freddo. Intanto 4-0. 4-0. Eccolo E qua il gol del Nike. Eccolo qua Nike, il fenomeno. Questo direi R1 cerchio, preciso, schiacciato nella maniera perfetta. Eccolo, guardiamo il replay, ragazzi. Che gran gol. Che fenomeno il nostro 21. Questo è un gol alla Paolo Dybala comunque. Aspetta, guarda questo. Nainggolan. Il presidente. Attenzione, Il presidente si permette di fare le Nainggolanate. Comunque direi che siamo. A che minuto siamo? Adesso vedremo. Il replay intanto. Siamo al 15°, 6-0. Guarda qua. Non male. Qua sto per battere una punizione folle col sinistro. Mamma mia, se entrava questa, vecchio, veniva giù tutto. Morgano. Ma credimi, qua tra l'altro sono andato da Nike che voleva battere la punizione e gli ho detto tenetevi caldi. Saggia mossa, ha bisogna ragione. tenersi caldi con sto freddo. Intanto vediamo il nostro giro palla. Comunque ero andato da Nike e gli faccio:
e batto io gran la parata punizione e mi fa sì va bene, vai tranquillo. Poi mentre andava via gli ho detto lo batto di sinistro. Mamma mia, Ma che gol ha fatto? Ma che gol ha fatto? che gran gol di Nike. Comunque, sì, tanta roba. Di prima, sul palo lontano poi. Guarda questo- qua. Guarda che era difficile con l'uomo davanti. Sì. Comunque dopo, guarda, hai visto bene Nike dopo cosa ha fatto? Ha guardato Sandro e gli ha detto ciapa. Zappa, questo è per te. Guarda qua che lancio del Gabriele Cantio e stop di Davide con tiro. Comunque il loro portiere ho fatto 3-4 miracoli di tanta roba, Sì, veramente sì. bravo il loro No, portiere. allora, Ho il grande risultato, anticipo. vabbè, ovviamente largo. In Insomma, queste vediamo situazioni. Pera. Però il loro portiere è tanta robetta. Sì. Guarda qua Secondo me dentro è Pera. e anch'io, Pera. 8-0. Il giocatore cristallino. Sì, direi grande acquisto comunque. Sì. Lui, signori, bell'acquisto di mercato neanche invernale, autunnale. Autunnale, esattamente. Questi siamo. Qua vediamo il Nike. Nike. È un blocco, Nike. Intanto vediamo il mister che sta congelando. In tenuta invernale, tuttavia. Sempre, sì, tenuta invernale. Occhio qua. Il presidente. Il presidente fa doppietta comunque il presidente. Tanta roba il presidente. Doppietta il primo tempo, e tutti a casa. Comunque vorrei far notare a listino più gol dei difensori che dei centrocampisti. Anche qua, sì, mamma mia. Cisi non perdona. Quando trova spazio fa male. No. Guarda, il merda di Jacques non è stato monito. Qua dobbiamo censurare sicuramente. Te non hai idea, prima della partita appena viene da me mi fa no, non mi fa, era il telefono con sua mamma e fa comunque digli a papà che ho preso gol senza munito. Bellissimo, stavo piangendo. Che giocata comunque, tanta roba. Tutto perché non mi fate battere le punizioni. Guarda di siga a me. Dissimi interni. Guarda di siga a me. Comunque intanto 11-0 a fine primo 11-0. tempo. Questa è stata una partita un po' così, che non fa testo. E tra l'altro hanno iniziato il secondo tempo in 7 perché loro erano 8 giusti e in uno loro si è fatto male. Sì. Ecco qua, guarda. Kine prova la botta, la para Nike. Era perfetta di Io voglio una hizza. Comunque il portiere è stranissimo, fa dei miracoli. Ma qua sono d'accordo. Anche io qua sono... Guarda. Mamma mia che miracolo. No, ma il portiere faceva di quelle parate ogni tanto veramente devastanti. Sì, anche io l'ho detto prima. Veramente. Assolutamente. Tanto vediamo, siamo al 26. Eravamo in salita, avevamo fatto già 5 km, no? Eravamo contro vento, con i coglioni così. Torniamo su in salita. Era parecchio pendente. Dopo 1,5 chilometri, 2 chilometri. Dico, no, mi cago addosso. Alla fine no, però ho fatto una scorreggia che ho detto, qua mi sono sgomato addosso. Che storia interessante questa. Ma voglio capire meglio dopo com'è andata a finire. Ma è riuscito o non è riuscito? Allora, non ho avuto problemi là sulla corsa alla fine. Intanto gol del Kine. 13-0. Gran giocatore. Però appena sono arrivato a casa che è venuto amoroso a prendermi, tristissimo perché sono salito solo io in macchina, gli altri hanno continuato la corsa e Un altro palo. un altro palo nel frattempo. E sono chiuso in bagno. Basta, nessuno poteva provare anche solo a chiedere. No. Va bene. Attenzione, intanto vediamo la punizione di Nike. Qua gran parata del Gran portiere. parata del portiere. Comunque Nike l'aveva detto prima, finito il primo tempo, ha detto tutta colpa perché non mi fate tirare le punizioni. Alla fine l'hanno accontentato Nike. Allora va. Che forte. Vabbè. Scusate, ma Ripetiamo. ma vi devo cambiare perché Sì. sennò i più si raffreddano. Ci puoi andare in Sì, ha doccia ragione. adesso? Sì? Sì. No, volevo farne un altro. A me basta fare i 3 minuti di rito davanti, 5, quello che vuoi. I 3 minuti di rito davanti. Attenzione il tiro. Mamma mia, che knockball, bro. Ha tirato troppo bene. Mamma, sembrava tipo Un altro? Mesbah. Questo. Questo è più Antonelli. Sì. Sì, gran giocatore. Ma sbaglio o c'ha male Davide? Grande Aspetta che lì, non sento. Sono incalzato il ginocchio solo. Sì, avevi visto lui? Sì, no, si è fatto male. Se lo vedevo zoppicare. Sì. Attenzione. E Traversa. Mamma Vabbè. mia. Il portiere comunque o fa miracoli o non para proprio. Sì, però
Nike anche lui in tenuta invernale. Vabbè, il mister è 37. Che gol di Cisi. Che gol di Cisi. Comunque hai sentito Sandro? Cosa ha giocato il marcatore Novak? Ha detto. Scopriremo alla fine della partita come è andata. Tanto Comunque Cisi prima, mentre era in panchina, ha detto no dai, Sandro gli fa, vatti a cambiare. No dai, ne voglio fare un altro. Comunque un altro gol, 15-0. Sì, cazzo. No, Gaspar, la terza di... No, la seconda di campionato scorso non faccio gol. Non so se hai notato il mister che se la sghignava. Intanto Mamma gol. mia, ma che è? Pera? Cisi, Gran gol di Pera. Sì. Pera, vieni esterno destro che va Andre punta. No, non vado a punta. Pera ha detto no. Andre si è impugnato perché l'ho tolto e non ha ancora fatto gol. Hai raggiunto il capocannoniere. Forse l'ho superato anche. Questo è un annuncio molto... Forse era superato addirittura. Sì, ma teoricamente l'aveva superato. Aveva superato, sì. Perché aveva fatto 7 gol in questa partita. Guarda qua. L'allarga il Nike per Novak. Lo mette dentro. Invece no. Mamma. Invece no. 18-0 e Sandro si è preso pure la bolla con te, Sì, tanta roba, che tanta giocatore. roba. No, partita un po' così. 18-0, però bravi ragazzi. Dove sta andando Gabri? Che l'ho visto correre. Dove sta andando? Prima cosa... Ha freddo. E gli attaccanti iniziano a carburare qua, tutti muti. Ha ragione, gli attaccanti devono iniziare a carburare, ha ragione. Vi ringraziamo per il teleseguimento. Viva il calcio, viva il football, amore per calcio, semplicità. Doppio. Vi ringraziamo comunque ancora per averci seguito anche per questa partita qua. Aggiungerei Cisola, sei un viziato. Grazie a tutti ragazzi e alla prossima. Forza Midnight, sempre. Amore per calcio, semplicità.